Hanno sbancato con esplosivo 21 bancomat con danni per un totale di 2 milioni di euro tra bottino in denaro e danneggiamenti infrastrutturali. Sono 11 gli arresti eseguiti dai carabinieri di Padova dopo un anno di indagini. La banda aveva organizzato una vera e propria joint venture del crimine, dove ogni componente aveva compiti ben precisi e nulla era lasciato al caso. Teniamo presente che riuscivano a costruire delle cosiddette marmotte con l'uso di esplosivo in modo con i grammi ben precisi e con la quantità giusta per evitare danni a se stessi, oltre che danni notevoli all'infrastruttura. Quindi un dosaggio limitato ed utile per far deflagrare il solo sportello bancomat. Utilizzavano poi attrezzature bestiali in modo da non essere identificati, coprendosi il corpo al 100% tranne gli occhi per evitare che cadesse sul terreno qualsiasi dato che potesse risalire alla loro identità genetica, profilo genetico. Le persone raggiunte dai provvedimenti restrittivi gravitano tutte nel mondo dei giostrai. 4 di loro sono in carcere e 7 con obbligo di dimora. Sono stati rintracciati nelle province di Ferrara, Forlì, Cesena, Modena, Padova, Ravenna, Udine e Verona. La vasta operazione paramilitare è scattata alle prime luci dell'alba di oggi e ha portato allo smantellamento dell'associazione a delinquere. L'organizzazione era strutturata su un gruppo operativo, la mente erano i fratelli Malacarne, poi era colui che si occupava di pianificare, che era Rizzetto, i colpi, Joy faceva parte del braccio, diciamo, armato. I familiari invece rappresentavano il sostegno logistico.